Tragedia a Trevignano, una donna di 50 anni di paese soccorre la madre rimasta con l'auto in panne e viene travolta da un furgone. Marica Visentina è morta sul colpo mentre aspettava il carro attrezzi, altri 2 veicoli sono rimasti coinvolti, tra i feriti. Il dramma di Trevignano si è consumato davanti agli occhi della figlioletta della vittima di appena 10 anni, la testimonianza di una residente che ha assistito alla scena, indagini senza sosta. Aggressione alla casa di cura di Abano con un cittadino di origini nordafricane andato in escandescenza, colpi con calcio e pugni, operatori vigilantes e anche un carabiniere. Mattina di paura a Cortina per il distacco di una slavina, a provocarla 2 sciatori denunciati dalla polizia, mobilitazione di uomini e mezzi per scongiurare la presenza di vittime e feriti. Regionali in Veneto, non si esclude lo strappo all'interno del centrodestra tra Lega e Fratelli d'Italia, il Carroccio pronto a correre con Mario Conte, il diretto interessato è possibilista. Pedaggi più cari a fronte di cantieri infiniti contro il nuovo aumento scattato il 1 gennaio per la tratta della A27 Venezia-Belluno che porta la tariffa a 9,20 €, scatta la protesta dei bellunesi. Ospedale San Bortolo, in urologia un raro e complesso intervento su un paziente oncologico. Grazie alla precisione della chirurgia robotica è stata rimossa una massa aderente e grandi vasi sanguigni. Befana blindata in Prato della Valle dove sarà garantita la festa ma senza falò. Massime le misure di sicurezza dopo gli attacchi terroristici in Germania e Stati Uniti. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Questi i titoli, avete sentito in apertura la tragedia che si è consumata in tarda mattinata a Trevignano, in provincia di Treviso, dove una donna ha perso la vita sotto gli occhi della figlioletta di 10 anni. Tra pochissimo vi faremo ascoltare con le immagini e le voci raccolte da Daniela Sizzia e Nicoletta Rizzetto sul posto la cronaca di questa tragedia, la prima tragedia sulle strade nella Marca in questo 2025. Ma andiamo alla notte di violenza che si è vissuta all'ospedale di Abano Terme, dove un 24enne appena fermato dai carabinieri ha seminato il panico aggredendo sanitari e anche un vigilantes. È stata la notte che nessuno di noi vorrebbe mai vivere, perché abbiamo avuto un'aggressione da parte di un paziente. Avevamo un paziente che è stato portato in area verde dalle forze dell'ordine e che dopo un po' di tempo che era ricoverato è andato in escandescenza. Si è strappato l'accesso venoso, ha iniziato a picchiare tutti quelli che trovava intorno a lui. Una furia cieca ha tentato di colpire qualsiasi cosa o persona si trovasse davanti a lui. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti nella notte tra il 2 e il 3 gennaio nel pronto soccorso della casa di cura ad Abano Terme. Un 24enne fermato pochi minuti prima dai carabinieri con dell'hashish alla stazione di Terme Ogane era stato portato in ospedale perché in caserma non si era sentito bene, in preda agli effetti degli stupefacenti. Arrivato in pronto soccorso ha iniziato a dare in escandescenza. Fortunatamente avevamo un operatore molto in gamba, molto coraggioso, che si è messo davanti ed è riuscito a placcarlo. Senza fargli male è riuscito a trattenerlo perché in quel momento avevamo paura. Lui era fuori controllo, avevamo paura che oltre che contro di noi si accanisse anche contro gli altri pazienti che erano là. Fondamentale l'intervento di un operatore sociosanitario del pronto soccorso che nella colluttazione ha riportato contusioni alla spalla guaribili in 15 giorni, insieme ad un vigilante notturno, anche lui colpito da pugni e schiaffi. Dopo molta fatica sono riusciti a calmare l'esagitato che ha fatto in tempo a colpire anche un carabiniere. I militari infatti sono ritornati in pronto soccorso e hanno così denunciato il 24enne senza fissa dimora per l'aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo Cittadella, dove in ospedale qualche mese fa era avvenuta una violenta aggressione ai carabinieri e sanitari, questa volta al turno della casa di cura di Abano Terme, che fino a questo momento era stata risparmiata da episodi di violenza nei confronti dei sanitari, che però, come ci racconta la responsabile del pronto soccorso, spesso vengono aggrediti verbalmente. È la prima volta che riceviamo aggressioni fisiche. Purtroppo riceviamo aggressioni verbali. Le aggressioni verbali alle volte fanno ancora più male delle aggressioni fisiche, perché noi ci mettiamo tanto impegno, tanta dedizione. Come si sa, nella sanità italiana i numeri sono quelli che sono. Noi cerchiamo di rendere i tempi di attesa il meno lunghi possibili e di dare il massimo dal punto di vista sanitario e dal punto di vista umano ai pazienti. Questo alle volte non viene colto dai pazienti e l'aggressione verbale è frequente.
Una valanga si è staccata dalla cima della pista Labirinti in Tofana nel comprensorio sciistico di Cortina e fortunatamente non ha causato né feriti né il coinvolgimento di persone. Il fatto è accaduto poco prima delle 10:30 di questa mattina. A provocare il distacco sono stati 2 sciatori bolognesi che stavano scendendo sulla pista, chiusa al pubblico per lavori di innevamento, apparentemente per recuperare un bastoncino da sci. La coppia è stata denunciata all'autorità giudiziaria dai poliziotti del commissariato di Cortina, allertato dagli agenti addetti al servizio di sicurezza e soccorso in montagna che per primi sono intervenuti facendo convergere in zona decine di uomini del soccorso alpino e della Guardia di Finanza con 3 unità cinofile, oltre all'elicottero del SUEM che ha sorvolato la pista in tutta la sua estensione. Le operazioni di bonifica della superficie della valanga sono proseguite per diverse ore, in corso gli accertamenti svolti, come detto, dal commissariato di Cortina. E incidente poco fa a Loreggio, in provincia di Padova, all'altezza dello svincolo sulla strada regionale 308 in direzione Castelfranco. Nel pomeriggio si è registrato un frontale tra 2 auto, 5 feriti. Un cane è stato preso in cura da un passante che era in una delle auto. Lunghe code e rallentamenti sul posto, vigili del fuoco e sanitari del SUEM. E la procura di Padova indaga per omicidio stradale dopo la morte di Sandra Pegoraro, la 52enne OS, scampata nel 2022 ad un femminicidio e investita lo scorso 22 dicembre a Ponte Vigo d'Arzere. È indagata per omicidio stradale la donna di 56 anni che la sera del 22 dicembre ha investito Sandra Pegoraro mentre attraversava la strada in via Ponte Vigo d'Arzere. La 52enne, operatrice socio-sanitaria, è morta dopo 10 giorni di coma a causa delle gravi ferite riportate. La procura ha così aperto un fascicolo di indagine. I testimoni, sentiti subito dopo l'incidente, avevano raccontato che la donna alla guida della T-Roc che ha investito Sandra Pegoraro si era subito fermata a prestare soccorso. La sera dell'incidente pioveva e l'asfalto era umido, forse una condizione che potrebbe aver provocato l'impatto. Una vicenda tragica ma anche particolarmente triste, quella di Sandra Pegoraro. L'operatrice sociosanitaria a maggio del 2022 era sopravvissuta ad un tentato femminicidio in carcere. L'ex compagno Stefano Fattorelli, 51enne, che già nel 1999 in provincia di Verona aveva ucciso una donna con 33 coltellate. L'uomo nel 2022 aveva coltellato anche Sandra, sua ex compagna, che però era riuscita a salvarsi. Dopo un lungo periodo la donna aveva ripreso a fatica la vita normale, diventando un simbolo per tutte le altre donne come lei scampate ai femminicidi. La 52enne è stata investita dopo il turno di lavoro mentre stava andando a mangiare in un locale poco lontano da casa, in un punto di via Ponte Vigo d'Arzere, dove già nel maggio del 2022 c'era stato un altro grave incidente. Un'anziana a passeggio con un'amica era stata investita da un'automobile ed era morta dopo 2 mesi. E ora questo nuovo incidente per il quale il destino non ha lasciato scampo a Sandra. E adesso la politica con le elezioni regionali in Veneto, perché si fa strada l'ipotesi di un centro-destra diviso con una corsa in solitaria della Lega che potrebbe scegliere come candidato l'attuale sindaco di Treviso Mario Conte, che conferma: se me lo chiedessero non mi tirerei indietro. Credo che sia ancora abbastanza prematuro, nel senso che non sappiamo ancora quando andremo a votare, se nel 2025 o nel 2026. Io continuo a custodire ancora il sogno che possa essere ancora il nostro presidente Zaia il candidato alla presidenza del Veneto, perché se lo merita, perché i veneti lo apprezzano, lo stimano, ha lavorato bene e perché dovrebbe dare continuità. Se così non sarà, apriremo una riflessione interna alla coalizione, ma soprattutto interna al nostro partito, perché l'obiettivo è quello di correre in coalizione, perché dove il centrodestra unito si presenta unito dimostra di saper amministrare bene e vince. Se però non ci saranno le condizioni, la Lega ha dimostrato, grazie alla presenza di tanti amministratori, di poter fare anche la corsa solitaria, però lì apriremo degli altri tipi di ragionamenti all'interno del nostro partito, ma con grande serenità. Io oggi sono chiamato a portare avanti le tematiche che vedono
vedono protagonista la città di Treviso, dai cantieri alla sicurezza, alla città universitaria. Insomma, siamo molto impegnati su questi fronti che sono molto pratici. Poi per il futuro vedremo un po' più avanti, però intanto mi lusinga, no, che venga accostato il mio nome a quel ruolo così importante. Sindaco, ma se ci fosse la possibilità, e sembra che sia così, del suo nome come Presidente della Regione, lei cosa risponderebbe? Ma io credo che a chiunque verrà chiesto la risposta sarà sicuramente positiva, e quindi dovessero chiedermelo a me ovviamente non mi tirerei indietro. È altrettanto vero che la fortuna di militare nella Lega è che ci sono davvero tante persone che sono capaci e in grado di ricoprire quel ruolo, a partire dal Presidente Zaia, però penso agli assessori regionali, consiglieri regionali, tanti sindaci, i parlamentari, insomma c'è davvero un esercito di persone che potrebbe ricoprire quel ruolo, e sono convinto che a chiunque verrà chiesto la risposta sarà affermativa, compreso il sottoscritto ovviamente. E adesso la tragedia di cui vi ho parlato in apertura, accaduta a Trevignano. Soccorre la madre rimasta in panne con l'auto e viene travolta da un furgone. Muore 50enne sotto gli occhi della figlia di 10 anni e dell'anziana madre. Il bilancio drammatico è di una vittima e 3 feriti. Il botto tremendo, le urla disperate della ragazzina a terra sotto il furgone. Marica Visentin, 50 anni, di paese. Ad accorrere per prima una donna residente proprio vicino al terribile schianto in via Madonnette. Sono venuta fuori e ho visto 4 macchine e sentivo questa bambina che gridava mamma, mamma, mamma. Ho visto il furgone e niente, ho detto mamma, ho detto grida mamma, ho detto non vedo nessuno. Poi mi sono avvicinata al furgone, ho guardato sotto, mi sono messa le mani nella testa, ho detto mamma mia, ho fatto. E però la donna non si muoveva, non dava segni di vita. Una concatenazione di eventi hanno provocato la tragedia. La macchina dell'anziano 85enne si è fermata per un guasto lungo la provinciale via Roma. Un automobilista l'ha aiutata a spostare il veicolo in via Madonnette. Poi è arrivato un residente che ha tentato di capire quale fosse il guasto. Io ho guardato la macchina, cosa che aveva. Ho visto non aveva niente, ho detto cambia il meccanico. E ha detto chiamo la figlia. Perché il meccanico non rispondeva. Dopo io sono andato a casa. Poco dopo è arrivata Marica Visentin insieme alla figlioletta di 10 anni che ha parcheggiato vicino all'auto della mamma, e proprio mentre attendevano insieme il carro attrezzi, dalla parte opposta di via Madonnette un furgone che non avrebbe rispettato il dare precedenza ha tentato di attraversare l'incrocio proprio mentre stava arrivando un Opel Corsa condotta da una donna straniera. L'impatto devastante. Il furgone, ormai senza controllo, ha proseguito la corsa fino ad urtare i 2 veicoli parcheggiati sul ciglio della strada di via Madonnette e travolgendo la 50enne. I soccorritori hanno dovuto alzare il furgone per estrarre la vittima priva di vita. La donna è morta sotto gli occhi della figlia e della mamma 85enne, entrambe con lieve lesioni e sotto shock sono state portate in ospedale a Montebelluna, così come la donna straniera, la guida dell'Opel Corsa, rimasta ferita nell'impatto con il furgone. Illeso il conducente del van, che ha cercato di ricostruire quanto accaduto. Io ero già al centro dell'incrocio, ha detto disperato ai soccorritori. Ora saranno i carabinieri a ricostruire la tragedia, l'ennesima nella Marca. Sul posto anche la polizia locale e dei vigili del fuoco arrivati con 2 mezzi. A Porcellengo di Paese la notizia è arrivata subito, lasciando nel dolore gli amici, i familiari e quanti conoscevano la giovane mamma. Dopo gli incendi dolosi nel parco Nuove Gemme di Spinea, il comune ha deciso di chiudere l'area. I responsabili, con tutta probabilità minorenni, potrebbero avere le ore contate. Da questa mattina, come vedete, gli operai sono al lavoro per chiudere provvisoriamente questa zona in attesa dell'intervento definitivo. Dopo i vandalismi nelle palestre e gli incendi appiccati il 27 dicembre e la notte del 2 gennaio all'interno del parco Nuove Gemme di Spinea, dietro il pattinodromo, il comune ha deciso di intervenire tempestivamente per impedire che accada nuovamente e rassicurare i residenti preoccupati. Ci siamo adoperati per chiudere questo ricettacolo, che è diventato appunto un covo di ragazzate, praticamente vengono qui la notte
probabilmente per passare il loro tempo si mettono a creare danni a quelli che sono gli immobili, i danni appunto agli edifici pubblici. Non è successo solo qui, hanno cercato anche di entrare all'interno delle palestre. Adesso ci stiamo adoperando perché è necessaria ovviamente l'autorizzazione paesaggistica per poi chiudere definitivamente in muratura questo angolo qua, che verrà ovviamente riqualificato, anche perché una cosa importante, noi ad agosto abbiamo portato a casa 2 contributi importanti per il patinodromo, perché andremo ad efficientarlo, quindi non solo a parte di efficientamento energetico della struttura, ma andremo anche a riqualificarlo anche in vista poi della conclusione dei lavori della nuova scuola media. Inoltre sarà potenziato il sistema di videosorveglianza. Dal 2025 tutte le strutture pubbliche avranno un controllo degli accessi e anche un sistema di videosorveglianza dedicato proprio. Ad agire con tutta probabilità sono le stesse persone, un gruppetto di minorenni provenienti da contesti familiari di disagio sociale e noti alle forze dell'ordine. Il comune ha già presentato denuncia. Le denunce sono state fatte subito fin dall'inizio, anzi una raccomandazione da parte del prefetto è anche ai cittadini di fare le denunce quando appunto succedono casi come questi, che in questo modo le forze dell'ordine, poi ci muoviamo anche noi di conseguenza, le forze dell'ordine in questo modo hanno ovviamente sotto controllo e monitorano la situazione. In questo caso specifico comunque le autorità giudiziarie sono già ovviamente al lavoro da tempo, da mesi, e quindi la situazione comunque è monitorata dal comando dei carabinieri qui di Spinè. Per accendere i fuochi i vandali hanno utilizzato i libri della casetta per il book crossing, aprendo la teca e dando fuoco al contenuto, rovinando anche sedie e panchine. In pochi giorni sono stati donati quasi 12.000 euro a Jacopo e Asia, la giovane coppia con una bimba di 7 mesi che il giorno di Santo Stefano si è ritrovata con la casa in fiamme. Abbiamo raggiunto quasi 11.500 euro al 30 del 2024. Adesso i ragazzi da ieri hanno potuto emanare il loro IBAN dedicato, così chi farà la donazione la farà proprio esclusivamente ai ragazzi. Il lavoro dei volontari della Protezione Civile di Burano, grazie anche al tantam mediatico, è terminato. Ora chi volesse sostenere Jacopo, Asia e la loro piccola di 7 mesi potrà farlo direttamente sull'IBAN a loro intestato, scritto in sovrimpressione, in modo che possano rialzarsi dopo che il cortocircuito di un quadro elettrico il giorno di Santo Stefano ha distrutto la casa che stanno ancora pagando, come aveva raccontato il 24enne pochi giorni fa ai nostri microfoni. Avevamo comprato questa casa da 7 mesi, insomma, che era appena nata la bambina, e purtroppo l'altro ieri è successa questa cosa, siamo ancora un po' scioccati. Aver ricevuto tanta solidarietà in pochi giorni ha lasciato la giovane coppia senza parole. Io ho fatto una telefonata con Jacopo e per 3/4 lui piangeva e sentivo anche la moglie che piangeva. Non è facile aspettarsi, come hanno detto loro, una solidarietà del genere. Abbiamo raccolto anche vestiti, coperte, non vi dico anche le persone per strada che ci fermavano con delle buste coi soldi e i nostri ragazzi sono andati a portargliele. Ora le spese da affrontare non sono poche, tra l'affitto dell'appartamento dove la famiglia si è dovuta forzatamente trasferire, il mutuo della casa distrutta e i costi di restauro, resterà ben poco alla fine del mese e la solidarietà arrivata è stata per loro una boccata d'ossigeno. Abbiamo fatto vedere tutti quanti i bonifici che sono arrivati, abbiamo fatto delle schede, abbiamo scritto a tutti coloro che hanno donato con tutte le cifre, quindi l'operazione è stata trasparente e garantita da noi. Una famiglia che non ha potuto neanche rendersi conto di quello che succedeva, ringraziando Dio che è successo di giorno. E allora sono potuti uscire da casa. Se succedeva di notte, che loro hanno le camere sopra, non so come sarebbe andata a finire, perché col discorso dei pannelli di legno il fuoco si è propagato in maniera velocissima. Pedaggi più cari a fronte di cantieri infiniti. Contro il nuovo aumento scattato il 1° gennaio per la tratta dell'A27 Venezia-Belluno, che porta la tariffa a 9,20 €, scatta la protesta dei bellunesi.
Il 2025 si è aperto con la notizia del rincaro del pedaggio autostradale per la tratta della A27 Venezia-Belluno, che dal 1 gennaio costa 9,20 €, più 1,80% l'incremento stabilito da Autostrade per l'Italia, che la concessionaria ha giustificato con l'inflazione e i costi di manutenzione delle infrastrutture. I rincari dei pedaggi sono diffusi in tutta Italia, ma quello per percorrere la A27 fa rumore, visto che la tratta è puntellata da anni da infiniti cantieri che vincolano gli automobilisti a gincane fra cambi di corsia e velocità che non supera talvolta i 50 km/h. E stavolta i bellunesi hanno deciso di fare la voce grossa. Ieri una petizione è stata lanciata su change.org. Nonostante il servizio limitato, il pedaggio è un costo ingiusto per una viabilità compromessa, dicono i promotori, che chiedono l'esenzione del pedaggio nei tratti interessati dai cantieri, maggiore trasparenza sui tempi e le modalità dei lavori, un piano concreto per ridurre l'impatto sulla comunità. Un'autostrada efficiente non è un lusso ma un diritto, ed è ora che chi gestisce la A27 ascolti le nostre richieste, si afferma nella petizione. Le adesioni sono già numerose. Aumenti paradossali a fronte di disservizi, tuona Claudia Scarzanella, presidente di Confartigianato Belluno, che afferma: si parla tanto di lotta allo spopolamento delle terre alte, ma con i rincari dei pedaggi certo non si favoriscono gli spostamenti verso la montagna, non solo per i turisti ma anche per chi viaggia per lavoro. Voltiamo pagina. Ospedale San Bortolo di Vicenza è stato svolto un raro e complesso intervento su un paziente oncologico grazie alla chirurgia robotica. Un raro e complesso intervento di chirurgia robotica, quello portato a termine dall'equipe di urologia dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, per la rimozione di una massa tumorale che era stata individuata nell'addome, attaccata all'aorta e vicinissima alla vena cava e alle vene renali. Intervento che per questo richiedeva un'estrema precisione. L'intervento è durato 3 ore, è stato eseguito su un giovane paziente al quale era stato diagnosticato un tumore al testicolo. È un intervento difficile perché intanto è un intervento fatto dopo già cicli precedenti di chemioterapie, quindi questo trattamento precedente rende tutto più difficile, più attaccato, con una maggior reazione fibrosa. La massa era vicina ai grossi vasi dell'addome, quindi a grosso rischio di sanguinamento e di lesioni durante l'asportazione. Il delicato intervento è stato possibile anche grazie all'esperienza del reparto nell'utilizzo della chirurgia robotica. Ogni anno vengono eseguiti circa 150 interventi per la rimozione di tumori del rene, della prostata e della vescica, ma anche casi più particolari e complessi per la posizione della massa da asportare, come in questo caso, o per le sue dimensioni. Fondamentali in questo caso i vantaggi della laparoscopia robot assistita. Abbiamo utilizzato in questo caso la chirurgia robotica perché ci permette di avere una visione molto più definita, molto più vicina alla zona da operare, e ci permette di rilevare i piani chirurgici in maniera molto più facile e molto più precisa. Anche a Padova la tradizionale Befana in Prato della Valle, niente falò però per evitare emissioni e l'area dell'evento blindata per garantire la sicurezza. Anche quest'anno sarà una Befana all'insegna del rispetto per l'ambiente, a 0 emissioni, nessun falò in Prato della Valle, ma torna la grande marionetta alta 7 metri e fatta con materiali di riciclo come carta, stoffa e legno. Le cose vecchie che lasciamo indietro con l'anno vecchio e che rinnoviamo, in qualche modo sono diventate invece una Befanona di 6 metri, creata dal marionettista mantovano Giorgio Gabrielli, insieme a un team di collaboratori molto vario, e che è diventata ormai la nostra Befana, quindi un simbolo green di entusiasmo, colore, creatività, per rilanciare una nuova tradizione, quella di stare insieme con piacere e con rispetto dell'ambiente. Per quest'ultimo evento della festività natalizia saranno impiegati come sempre i vigili del fuoco, anche se non dovranno spegnere la pira. Siamo una piccola parte della grande festa e ci vede coinvolti anche nella piccola nostra dimostrazione di una Befana che scende dal cielo e nella distribuzione delle calze ai bambini, con la partecipazione anche dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo. Oltre 3.600 le calzette che verranno distribuite in 3 punti diversi dell'isola Memmia dall'associazione Dr. Clown, che di solito è impegnata a portare un sorriso ai bambini della pediatria. Verranno consegnate le calze a
tutti i bambini, grandi, piccoli, che saranno lì nella giornata. Tanti spettacoli con un concerto dedicato anche alle musiche Disney in Prato della Valle, con Befane, in bicicletta, sui trampoli, sui pattini e in giro per la città, per rallegrare quest'ultima giornata all'insegna anche della sicurezza, con Prato della Valle che sarà chiuso negli accessi per impedire l'entrata di mezzi nell'area dell'evento. Noi vogliamo che le persone, i genitori dei bambini e delle bambine che vengono in Prato siano assolutamente tranquilli, che sappiano che c'è tutta l'attenzione e quindi abbiamo previsto blocchi per evitare che qualsiasi mezzo non autorizzato possa entrare nell'area dell'evento, così come controlli e collaborazione con le forze dell'ordine perché tutto si svolga in piena serenità. Ecco, questo è il messaggio forte che dobbiamo dare a tutti. Siamo in chiusura, vi lascio come sempre alla sigla e poi alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.